buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura si è dimesso il vice sindaco di Catania Paolo La Greca, che lascia l'incarico per impegni accademici ritenuti incompatibili con il ruolo istituzionale. Il sindaco trentino lo ha definito un uomo d'altri tempi, ringraziandolo per il suo contributo per la città. Passiamo alla cronaca. Sgominata la banda delle rapine in villa a Catania, 6 persone sono finite in carcere, una ai domiciliari. Secondo gli inquirenti il gruppo agiva con metodi paramilitari e violenze inaudite, arrivando perfino a minacciare di vendere all'estero una bambina di 16 mesi. 3 arresti invece per la rapina alla banca Credem di Bagheria messa a segno lo scorso agosto. In quell'occasione i malviventi agirono con maschere in silicone e fuggirono su un'auto rubata a Palermo poche ore prima. Secondo gli inquirenti stavano già pianificando un nuovo colpo in una gioielleria, sventato dai carabinieri. Operazione a tutela dei consumatori e della concorrenza leale a Caltanissetta. La Guardia di Finanza ha sequestrato 10.000 articoli irregolari e sanzionato 26 commercianti. Tra i prodotti anche capi contraffatti e accessori pericolosi per la sicurezza. È in chiusura stanziati 30 milioni di euro per i cerealicoltori colpiti dalla siccità del 2024. Il provvedimento riguarda oltre 21.000 agricoltori che avevano presentato domanda al bando regionale. L'assessore San Martino parla di un aiuto concreto per un comparto duramente danneggiato dalla carenza d'acqua. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!